Allora, in questa trasmissione ci sono frequentatori assidui di puttane e trans, razzisti, fascisti, bolscevichi, gente che abolirebbe qualsiasi sindacato, qualsiasi ente, che privatizzerebbe tutto, gente che farebbe parcheggi a Gaza, gente che farebbe colpi di Stato. Io tutto questo mi chiedo, ma questa trasmissione è conforme ai canoni di Radio Libertà? Cancellate il programma! Ladies and gentlemen, I am officially running for President of the United States. Anche stavolta non ci hanno visto arrivare. Vogliamo il ripristino del reddito. Complimenti, siete così bravi che mi viene voglia di invitarvi al Bunga Bunga. Perché in un paese che va a puttane è impossibile che non si possa andare a puttane. Siamo tutti eredi del Duce. I nostri valori da mantenere. La libertà, la figa e i piedini. Questa è un'idiozia. Vabbè ragazzi, non si sa come, siamo ancora qua. Patesse non da Radio Libertà. Barbari eleganti. Buonasera, buon tardo pomeriggio, buona Schlein, diciamo buona tutto. Bentornati su Radio Libertà, qui con voi sempre i Barbari Eleganti. Qua c'è Gaz insieme a Marco Rubeo. Buon pomeriggio, buonasera a tutti. Scusate la mia voce, scusate la mia tosse, ma purtroppo, amici, il coronavirus non passa in 2 giorni. Quindi questa settimana ho deciso di venire lo stesso nonostante il Covid, perché io sono un gran lavoratore, a differenza di quello che dicono Scogli e Vittorio, e ho deciso di venire qui in onda. Non ho la mascherina perché sono un negazionista. Certo. E con noi questa sera c'è il buon Marco. Benvenuto Marco. Grazie, ciao a tutti. Mi chiamo Marco, ho 20 anni e da grande voglio fare l'evasore fiscale. Ecco, partiamo bene. No, non sto scherzando. Ah no, ok. Sì, allora dovete sapere che il buon Marco Fertonani, se si può dire, è mica che poi ci si confonde. Ci tocca fare nomi e cognomi. È anche lui un signorino della Cattolica, perché come me e Gaz studia in Cattolica. Esattamente, solo che io, a differenza di Gaz e Marco, ho scelto la facoltà peggiore in assoluto, cioè scienze politiche. Delle merendine. Scienze delle merendine, sì, in pratica le mie lezioni, i miei esami consistono nel prendere lo spritz al bargnomo, cazzeggiare sui chiostri. Vabbè, questo non è che lo dobbiamo proprio dire, cioè sono quelle cose che sappiamo tutti che si fanno. Ma no, è giusto che gli altri conoscano gli stili della nostra università, le usanze, che vengano a studiare da noi. Vi aspettiamo, venite, divertitevi. Esatto, perché più studenti ci sono, più si abbassa la nostra retta. Quindi penso che non sia una buona pubblicità per la Cattolica. No, infatti, però di solito io e Gazza queste cose non le diciamo, ma il buon Marco ha deciso di essere d'altronde onesto. Marco, ci sono delle facoltà e facoltà, facoltà serie, facoltà meno serie. Esatto, giurisprudenza seria. Allora Marco, subito partiamo col botto. Certo. Voglio chiederti di alzarti in piedi e farci vedere la maglietta che indossi. Si vede? Assolutamente stupenda. Cosa c'è scritto sulla maglia che indossi? Sembra la Vogue Fashion Night, ma è solo Radio Libertà. Allora, per i non plurilinguisti c'è scritto una frase molto bella, una frase che dovrebbe essere scritta davanti alla sede della Cattolica. Secondo me, sono certo che apprezzerebbe. Padre Gemelli apprezzerebbero tutti. La frase "Viva la libertà, carajo", si può tradurre forse meglio di no. Vabbè, dirò la prima parte. Viva la libertà, cavolo, cavolicchio, ecco, e niente. Colgo per salutare il grande Milei, che ieri si è insediato ufficialmente come presidente dell'Argentina. Grazie a Vie. E ovviamente saluto Vittorio, che è un grande fan di Milei e purtroppo non è qua tra noi oggi, ma sono certo che apprezzerebbe. Grandissimo. Bene, allora Marco, prima che iniziamo a dare le notizie, tu dicevi che volevi raccontare cosa ti è successo questo weekend, no? Certo. Volevi raccontare un po' il tuo weekend, allora raccontaci. Ma è stato weekend, prima un ponte, perché è stato un ponte molto lungo, questo qua dell'Immacolata di come quello sullo Sant'Andrea. Stretto. Un ponte, sì, esatto, un ponte, ecco, a differenza di quello, quel ponte non deve mai accadere. No, mi dissocio ovviamente.
ma non troppo. Allora, cosa ho fatto durante il ponte sullo stretto? Sant'Ambrogio dell'Immacolata. Oddio, scusate. Cosa ho fatto durante il ponte dell'Immacolata? Beh, ogni persona sana di mente cos'è che va? Va a fare, va a sciare, va in giro con gli amici, va alle feste, si diverte. No, cosa ho fatto io? Va a vedere gli obei anche. Va a vedere gli Fiera obei. No, dell'artigianato, cosa ho fatto Io sono andato alla fiera alla fiera dell'artigianato. No, io sono stato invitato Tradizioni. tramite cari amici, carissimi amici e compagni di corso in facoltà a, diciamo, degli esercizi spirituali di un noto movimento cattolico milanese. Sì. Un noto movimento cattolico milanese che non Senza dirò. fare nomi. No, non dirò il nome, tranquillo, non dirò il nome perché non li voglio sputtanare troppo, almeno per stavolta. Ma tanto abbiamo capito tutti. Abbiamo capito tutti, sì, meglio non dirlo. E cosa dire? In questi esercizi spirituali ho sentito molte cose appassionanti, ma per la maggior parte ho sentito solo cagate. Se posso dirne qualcuna, Prego, posso prego. dirne qualcuna? Ecco, guarda, ve ne leggo un po' perché c'è da ridere, ma la cosa divertente è che molta gente, c'erano tipo 3.000 ragazzi che ci credono a ste minchiate. Veramente, ragazzi, io mi ricordo quello di voi, come cazzo fate a credere in ste cose? Salutiamo il noto movimento cattolico. Saluto il milanese. movimento cattolico che non dirò ovviamente. Innanzitutto un giorno una ragazza chiede: ma se c'è Dio, perché accadono queste ingiustizie nel mondo? Questa è stata la risposta del leader mondiale di questa organizzazione che non dirò, come ripeto. Beh, anche Gesù ha subito un dolore innocente, si è fatto un fardello per noi. Benissimo, ma se l'ha fatto Gesù, perché lo devo fare anch'io? Perché devo avere anch'io sfiga nella vita? Come prima cosa. Adesso non apriamo discussioni teologiche. No, ma io non diciamo. dirò nulla. No, vabbè, sapete, sono della cattolica, amo fare discussioni teologiche, ovviamente contro la teologia, ragazzi. No, mi dissocio, anche perché dovremo dare l'esame, chissà quanto ci Di divertiremo. teologia. A febbraio. A febbraio sceglierò il professore di teologia, esatto. Assolutamente. E quest'altra cosa divertentissima, io che sono un fan di Milei, se leggo questa frase, vi riporto questa frase che ha detto in persona, Prego. non me la sono inventata. La felicità non la si raggiunge da soli, ma in comunità. Devo dire che una frase più da chiatto comunisti non esiste, davvero. Io che sono fan di Milei mi avete fatto venire l'orticare, mi sarei voluto alzare e prendere a pugni quella persona, solo che avrei avuto contro... No, avrei avuto contro migliaia di studenti, migliaia di ragazzi che ci credono, quindi non sarei qui in questo momento se avessi Dipende preso. da comunità a comunità adesso, voglio dire. Ma io, no, t'ho detto, non devo dire il nome, non... Gazze, Da comunità. No, dico, di solito ci sono comunità belle dove magari si riescono Ma no, a la raggiungere religione anche può degli essere una cosa obiettivi. bellissima, io non critico chi può segue una presa religione. con Se presa con moderazione, ecco, moderazione, questi erano una esatto, cazzo di esatto. setta, No, davvero? no, No, ve lo dico, se ma voi no. no, ragazzi, io mi rivolgo ai miei amici universitari, voi siete pericolosi a credere in queste cose, io ho paura di voi, davvero. Cioè, No. dietro il vostro sguardo gentile, sì, parliamo ogni giorno, bello, pranzare insieme e tutto, ma non mi parlate più della vostra organizzazione del Ah, cazzo. non ci devono essere. No, non lo dirò. ma no, Buon Marco assolutamente. Fertonani ha iniziato col botto. Io ho veramente. iniziato col botto, no, ho iniziato col botto, davvero. E quindi nulla, stando sempre a questi, in Cristo, che è un avvenimento, il cristianesimo, troviamo la felicità, benissimo. No, non è vero, andate a fanculo, No. ve lo dico col cuore. Un po' più di moderazione. No, per no, favore. Siamo cioè, no, anche in no. una fascia abbastanza protetta. Non me ne insomma. frega un cazzo, No, non me ne frega un cazzo, saluto bene il vostro Ragazzi, movimento. abbiamo un po' sbagliato. Di cui non dirò il nome, Assolutamente, non dirò il nome, assolutamente. solo un indizio darò, inizia con comunione e finisce con... No, dai, no, per Assolutamente favore, no, assolutamente per favore, no. Marco. Bene, però Per appunto favore. c'è stato l'insediamento di Milei. Sì. Cosa è successo? È successo, Ciao, ragazzi. è stato un insediamento molto seguito, soprattutto qua in Europa. Perché? Perché Milei sapete tutti che tipo di personaggio sia, è un personaggio molto carismatico, si è fatto riconoscere fin da subito con una motosega e pensate, si è messo anche a cantare all'insediamento. Certo. E c'è stata anche una scena con ormai l'ex vicepresidente, la Cristina Kirchner, non vorrei sbagliare la pronuncia, dove lei è stata poi... Kirchner Fernandez, ha due cognomi, non dimenticarlo. Esatto, insomma, lei ha mostrato un po' il flagello, quello che è in mano, e cosa è successo? È successo che è stata insultata dalla folla e ha rivolto il dito medio. Questa cosa ha creato uno scalpore enorme, no? Perché poi dimostra quanti danni abbia fatto la classe politica precedente
a questa qua che si è appena insediata in questi anni, creando un debito pubblico altissimo, portando l'Argentina quasi alla deriva di fatto, no? Quindi speriamo che Milei riesca a dare un attimo delle risposte concrete e a risollevare un attimo le sorti anche di questo paese, No, ma che è io l'Argentina. concordo assolutamente, Gaz, e mi rivolgo soprattutto alla Cristina Kirchner Fernandez del suo gesto, perché ha passato tutta la campagna elettorale il suo partito ad accusare Milei di gesti osceni in luogo pubblico, di populismo, di insulti, e poi in diretta nazionale davanti a una cerimonia dello Stato tu mi vai a fare il dito medio davanti alla folla, davanti magari a cittadini che ti hanno anche eletta. Beh, oddio, se ti insultavano non penso ti abbiano eletta. Ma può darsi, non so, però davvero l'ipocrisia di certa gente mi fa ridere, davvero. E invece cosa ha fatto Milei? Cosa ha fatto Milei dal balcone presidenziale una volta insediatosi? Allora, abbiamo qui il contributo video, se possiamo mandarlo. Possiamo dire una rockstar non solo a livello politico, ma proprio a livello musicale. Cioè, ha anche delle doti musicali. È emozionante. Anche perché, volevo dire, in Argentina siamo passati da Madonna, il famoso film su Evita Peron, Don't Cry for Me Argentina, dall'esaltazione del peronismo siamo passati finalmente all'esaltazione di un'idea seria, che è quella di Milei, e devo dire che Milei 1, Madonna 0. Complimenti. Sai che Don't Cry for Me Argentina l'ho sentita dal vivo un mese fa al concerto di Madonna. Era andata anche mia mamma a sentirlo, me l'ha mandato e ho detto mamma basta mandarmi ste cagate, viva Milei. Sì, viva Milei, Mamma, però ti voglio comunque... bene, fammi entrare a casa per favore. No, sì, comunque anche viva Madonna, che ha 65 anni comunque. È una grande artista, è una grande artista. Assolutamente sì. E poi devo dire che comunque Milei è anche molto significativo come personaggio, perché interrompe proprio un modo di fare politica che c'è stato finora in Argentina. Cioè il suo modo di fare, il suo modo di presentarsi, le sue ricette politiche, no, con le quali ha fatto campagna elettorale, dimostrano anche una rottura anche col passato, no, quindi Certo. un'inversione di marcia, mettiamola così. Benissimo, e ora andiamo con la prima canzone, Talking Heads con Life During Wartime. Grandissima.
Rieccoci su Radio Libertà, è tutto un casino, Dopo i Talking Heads grandissimi. Esatto. Cosa è successo? In queste settimane si parla di Vannacci, si parla di ponti, si parla dei casi vari del Mastro, dei casi umani. Si parla anche di Zan, perché Zan io l'ho detto anche le prime puntate, quando c'era Vittorio che faceva tutto il libertino, no? Se la menava, diceva viva la comunità LGBT, viva di qua, viva di là, e poi a quanto pare in tutte queste parate della comunità LGBT c'entra anche Zan, in particolare la società di Zan, perché a quanto pare insomma c'è stato un giro strano di fondi che servivano, Zan si è difeso dicendo che servivano per finanziare la parata, ma in realtà non hanno fatto altro che finanziare la sua impresa, da quello che esce fuori, quindi mi dispiace dirvelo, ma io ve l'ho sempre detto questo. Poi a voi piace la comunità LGBT, credete che siano dei divi fantastici, però ecco, dietro a tutta quella parata, quella carnevalata lì, alla fine c'è sempre chi ci fa i soldi, no? Senti, caro Gaz, devo dire che io come Vittorio sono un libertino, quindi per me la comunità LGBT ha soltanto il mio appoggio, e quindi attaccare il povero Zan davvero no, io non lo accetto. Povero Zan, come il povero Zan? Povero non mi sembra povero, visto che si prende il suo bello stipendio, si prende anche dei bei finanziamenti. Ti ricordo no? che ci sono anche Forse. delle tasse da pagare, c'è una famiglia da mantenere, bisogna mangiare, cioè dovrà arrivare pure a fine mese in qualche modo, in un paese difficile come il nostro. Ma povero Zan, guarda, caro Zan, se casomai dovessi mai ascoltarmi, da me hai il totale appoggio a te e alla vostra bellissima comunità. Poverino Zan, ovviamente siamo ironici. Marco non mi sembra tanto ironico. No, perché dovrei essere ironico? No, ma io lo sto Marco. facendo per propaganda. Lui? No, l'altro Marco, lui. No, ma guarda, anch'io. Lui, sì, Lui sì, chi? lui. No. Lui. Mi sei sdoppiata la vista, ci sono due Marco. Ma no, non si Gazzi, capisce io lo dico più per niente propaganda, lo dico per propaganda per avere voti da Zan. Anch'io odio i froci, però. No, Marco. No, assolutamente no. Assolutamente no. La mia opinione su Zan dici. in generale, la comunità LGBT, volevi sapere? Io sono un liberale, quindi difendo il diritto di ogni persona ad autodeterminarsi anche a livello sessuale e a vivere la propria vita come cazzo gli pare, senza che nessuno metta bocca su ciò che ti piace, su con chi ti vuoi sposare, eccetera. Detto ciò, io ho una prospettiva liberale riguardo a questo e non una prospettiva progressista, ovvero io non difendo quelle persone in quanto minoranza da proteggere, ma in quanto individui che hanno il diritto di autodeterminarsi. Questa è poesia quella che sta dicendo Marco. Quindi magari quando dobbiamo andare contro a certe follie che arrivano da quella che si vuole far chiamare comunità LGBT, ad esempio l'utero in affitto, che come sai io sono contrario tanto quanto te, non prendiamocela con proprio la minoranza in sé, con una prospettiva magari retrograda, prendiamocela come un superamento di quella che dovrebbe essere la libertà, quello che si dovrebbe chiedere a difesa della libertà individuale. Solo questo. Spero che più passi il tempo e più si difendano i diritti delle persone, anche omosessuali, anche bisessuali, anche trisessuali, quadrisessuali, transessuali, plurisessuali. Quello che amate ama bene tutto. Esatto, come individui e non come minoranza, perché questa è la differenza tra il liberalismo e il progressismo, costolo ormai del socialismo. Dico solo questo. Detto ciò, il DDL Zan appunto aveva una prospettiva progressista e non liberale, quindi vedeva i poveri omosessuali come dei poveri panda da difendere, per cui fargli la legge apposta per difenderli in quanto minoranza. Secondo me con quel DDL lì prevedeva solo un posto al seggio, una riconferma al seggio della Camera o al Quindi, Senato. grazie a Dio il Senato con la tagliola l'anno scorso l'ha fatto saltare. Del buon ministro Calderoli. E posso dire che io mi sono emozionato quando ho visto i senatori alzarsi in piedi e stappare lo spumante. Posso dire che è stata una scena bellissima vedere loro.
particolare? Vabbè, del centrodestra, diciamo. Del centrodestra, no, vabbè, io volevo soprattutto dire una cosa, complimenti. Era pericoloso, quel disegno No, di ma legge anch'io ero molto contro il pericoloso. DDL Non Zan. diciamo la F-word. No, io ero contro, no, non la dico più, io ero contro il DDL Zan, ma soprattutto i miei complimenti non vanno tanto al centrodestra, ma vanno a un senatore del PD che si era astenuto, non votando per il DDL Zan, infatti grazie alla sua astensione non è passata questa legge. Questo senatore si chiama Tommaso Cerno e la particolarità è che anche lui fosse omosessuale come Zan, ma era una persona seria, un grandissimo giornalista che non condivideva questa ideologia progressista, con la scusa di tutelare gli omosessuali li rendeva ridicoli all'immagine pubblica, quindi grande, sono contento che anche nella sinistra ci sia gente Però che c'è un ragioni. aspetto comunque che preoccupa sotto certi punti di vista, perché tu vedi questa comunità LGBT nulla in contrario per quello che magari la battaglia dei diritti, va benissimo parlare sempre di diritti, però ci sono anche dei doveri, no? Quindi Certo. non tutti i diritti devono, adesso arriviamo, non tutti i diritti devono essere secondo me concessi così a caso, però è preoccupante vedere quello che sta succedendo adesso al senatore Zan col discorso dell'azienda coinvolta nei fondi, mica fondi, ma poi è preoccupante vedere altre persone, magari omosessuali, che prendono le distanze da queste comunità perché dicono che sono praticamente ci sono delle dittature interne, no? Quindi sono delle sette più che delle comunità, e che puntualmente vengono minacciati e tutto. Quello è preoccupante. Abbiamo una Abbiamo una telefonata. Pronto? Sì, pronto. Ci dica. Le parolacce le dite a casa vostra, non alla radio, visto che ce le contestate a quelli che telefonano. Primo. Secondo, non ho capito se è radio Popolare o Radio Libertà questa. Noi non abbiamo mai contestato nessuna parolaccia nel nostro programma. Noi siamo per la libertà sempre. Abbandonato. Bene. Ci dispiace. Ci dispiace. Passiamo con la prossima notizia. Prego, Gazzola. Genova, barbiere pusher scoperto perché alcuni clienti erano calvi. Benissimo. Questa è una notizia molto, molto interessante. Bene così. Ma chi è che le sceglie queste notizie? Se non il buon Marco Rubino può sempre scegliere lui. Allora, i carabinieri del capoluogo ligure hanno arrestato un uomo di 55 anni che gestiva una barberia in zona Foce. Qui, dopo una serie di appostamenti e di perquisizioni, i militari hanno scoperto l'attività illecita dell'uomo, insospettito dall'ingresso nel locale anche di persone senza capelli. Uno strano e sospetto via vai di clienti, anche calvi, hanno insospettito i carabinieri del nucleo investigativo di Genova, che hanno scoperto un barbiere pusher che spacciava tra un taglio di capelli e un altro. Ora, Gaz, tu che stai perdendo i capelli, come abbiamo già detto più volte, che tra un po' diventerai calvo e che quindi non potrai più andare a Genova, che ne pensi? Penso che sia una notizia molto interessante, molto profonda, importante molto da trattare in importante. radio. Assolutamente sì. Qualche assolutamente ascoltatore sì. magari non sarà d'accordo, ci dispiace evidentemente. No, ci tengo a dire, ci dispiace, evidentemente non conosce il format dei Barbari Eleganti, lo possiamo capire, però lo invitiamo a seguirci, a entrare un po' in quello che è il meccanismo della nostra trasmissione, in modo da entrare in un mood, in una situazione un po' più leggera rispetto alle solite trasmissioni interessanti, importanti, intelligenti, tutto il contrario della nostra. Meno male che l'hai detto. No, sono notizie di un certo spessore, no? Però ecco, meno male che alla fine chi delinque viene beccato, mettiamola così. Io, se posso dire una cosa, avendo lontane origini genovesi, ho molti amici a Genova, mi è capitato di frequentare la città, ci sono stato tante volte. Io ho frequentato anche la zona Foce, quindi è probabile che magari sia passato davanti a questo parrucchiere, a questo barbiere. Che tu magari ci sei anche stato lì. Allora, su questo non rispondo. Ci sia tagliati i capelli. Io intanto i capelli ce li ho ancora, quindi non devi andare in Turchia. Non devo andare in Turchia, quindi... A differenza di Scognamiglio. A differenza dello... Che tra l'altro Scognamiglio non c'è, quindi probabilmente se tu adesso mi fai leggere questa notizia e guarda caso proprio oggi che non c'è,
significa che evidentemente lui magari te l'ha segnalata ed è andato E là. sarà a Genova. Certo. Vabbè, però fatto sta che se andate a Genova e andate dal parrucchiere, non chiedete il borotalco perché potrebbe avere qualcos'altro in polvere diverso, quindi fate Scusa, attenzione. la morale di questa storia, La no? morale di questa storia è molto Va bene. bella. Va bene, va bene. E quindi è tutta una settimana così, no? Di notizie un po' Sì, strane. ti ricordi, Gaz, che noi notizie- settimana scorsa parlavamo del politicamente corretto della Disney? Dici. Certo. Annibale Nero E 68enne. e 68enne. Non cioè, 68ino, ma io questa non l'ho 68enne. capita, giuro. Allora, vi ricordate, ne abbiamo parlato un bel po' di puntate fa, che Netflix era finita nel mirino delle polemiche perché aveva rappresentato Cleopatra come donna nera, proprio come se fosse del centro Africa, quando in realtà, secondo la storia, in quanto egiziana, aveva una carnagione un po' più chiara. Ecco, Sicuri fosse proprio egiziana, perché se studiate un minimo la storia, Cleopatra aveva discendenze da Tolomeo, quindi dalla penisola, dalla Grecia, no, non c'è una penisola greca, scusate, quindi era di carnagione bianca, quindi non aveva senso, Pure, secondo me, è stato pure. un erroraccio. Ma Grazie. questa è una supposizione. Io Grazie per la non mi definisco grazie storico. per la specificazione. Adesso Netflix è finita ancora nel mirino delle polemiche in quanto hanno rappresentato Annibale nero e 68enne. Furia tunisina contro Netflix e Denzel Washington. Il paese, a lungo modello di tolleranza, ora è ostaggio di un clima razzista, troppo vecchio ma soprattutto troppo nero. La Tunisia è in aperta polemica con la piattaforma di streaming Netflix. Il colosso ha annunciato infatti l'uscita di una docuserie su Annibale, il generale cartaginese che tenne testa all'esercito dell'impero romano, e ha già scelto il protagonista, l'attore afroamericano 68enne Denzel Washington. Proprio questa decisione ha scatenato la rabbia dei tunisini. Troppo vecchio ma soprattutto troppo nero. Sui social la polemica è diventata un vero dibattito nazionale e imperversa. Ci sono anche i tunisini che esprimono l'orgoglio di essere africani e giustificano la scelta. Ma questo è un po' quello che dicevamo anche l'altra volta. Adesso poi andiamo in pubblicità E ne riparliamo dopo. C'è la Disney, come l'altra volta parlavamo della Disney che sta andando in crisi, anche questa volta Anche è l'ennesima Netflix. notizia che anche Netflix va in crisi per questo. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Ehi gringo, entra nel saloon tutte le domeniche a partire dalle 22. Country and Folk Club. La tua radio.
Allora, ricordiamo a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà e a tutti i nostri ascoltatori abituali che il podcast dei Barbari Eleganti si può ascoltare nei peggiori bar di Caracas. Ecco. Assolutamente confermo, non Bentornati solo e di buona Caracas. Schlein a tutti dopo i magnifici Blue Vertigo con Sovrappensiero. Ma che ne sapete voi? Ma che ne sapete voi? Allora ragazzi, no, stavi dicendo prima Stavamo di... dicendo, settimana scorsa, no, parlavamo della Disney che ha dovuto fare dei passi indietro sulla questione del politicamente corretto, perché evidentemente il fare troppo il politicamente corretto non paga, no? Quindi Abbiamo una chiamata. Abbiamo una Un'altra. chiamata, prego, pronto? Buongiorno, ciao 105. Vabbè, buongiorno. Non è insomma. 105, ma è Radio Libertà, Vabbè, però buonasera, buongiorno, perché buongiorno. Ma cazzo, ma tu non sei Marco. Allora di conseguenza sei Mazzoli. Sì. È simile, è simile. Pensavo io, scusate. Comunque mi chiamo Concetto detto Rapace. Chiamo da Oddio. Chiamo da Arcore, profondo nord, va, come lo definite voi. Monza Buonasera Brianza. Concetto detto Rapace. Detto Rapace degli amici perché ho un problema alle unghie, va, e mi crescono e ogni volta devo andare in officina a tagliarle. E per cui si fanno l'antitetanica prima. Così. Allora, da quel Bene, giorno bene. lì sono Come mai? diventato... Mi dica. Come mai ha chiamato? Ma perché volevo sollevare una questione, se per voi non è troppo. Ci va. dica. No, ci dica. prego. Qua in Alta Lombardia abbiamo un reddito troppo basso e con quello di cittadinanza non arriviamo neanche al 2 del mese. Va. Vabbè, ma ormai il reddito di cittadinanza non c'è più, anche perché, cioè, Ma insomma... forse questo lo dite voi, signori, voi acculturati. Ma no, non c'è più, la Meloni l'ha tolto il reddito di cittadinanza. Ancora per E poco, allora, da cazzo, gennaio come lo mai mi arrivano toglie, da ancora- gennaio non c'è più. E allora cazzo come mai mi arriva ancora sta miseria di 1200 euro al mese? Guardi, Miseria, signor Non riesco neanche a Concetto, pagare Miseria di il 1200 euro al bambini. mese non penso sia per proprio una tanti, miseria. per tanti però. operai, per tanti lavoratori che se li sudano quei soldi, mi sembra un po' ingrato da parte sua definirla così. Ma scusate, perché dare il Don Perignon a un bambino vi basterebbero a voi? Signor Concetto, 3 cose. Primo, non ho mai dato il Don Perignon a un bambino. Seconda cosa, se lei Perché? dice che in Lombardia c'è un reddito basso, le dico che lei abita in una delle province più ricche d'Italia, quindi... Regioni. No, la provincia di Monza Ma Brianza è io una la delle più provincia ricche in Brianza, Italia, in certo. assoluto, è No, anche no, la regione più ricca scusate, d'Italia. Ragazzi, qua vi devo dare torto, perché io da quando ho emigrato da Milano a Monza e Brianza il mio reddito si è abbassato tantissimo. Ma non solo da Milano, cioè anche, insomma, mi sembra di capire dal suo accento che non... Cioè, lei non è proprio un milanese Sono doc. di Bolzano io comunque, le mie origini sono bolzanesi. Ah, bolzanesi. Si sente comunque, Ecco, devo dire che Concetto. si sente. No, assolutamente. No, Si bene, sente, bene. vero? Quindi lei voleva cavolo. parlare un po' di reddito di cittadinanza. Sì, volevo qualcosina in più, perché anche mio figlio, poverino, 35 anni, mi lavora. Ma scusi, ma lei quanti anni ha? Cosa non ho capito bene? Lei quanti anni ha? Ma io sto andando verso un'età avanzata, ne ho 47. Ma non No, ne ha 47 mi adesso. scusi. No, Allora, sta già che mi dice che è scherzando. Bolzanino, io ci credo Ma poco. non poi, può dire che ha un da figlio... 47 anni non penso. Ma no, dai, cioè, adesso. vorrà 35 stava dicendo per scherzare, non può avere davvero un figlio di 35 anni se lei ne ha 47. Naturalmente l'ho dovuto adottare per il reddito, cazzo. Devo spiegare tutto. No, ma scusate, ci dica che allora sta scherzando. dove si va in Comunque, Italia se non si ruba? abbiamo detto Oh, che questa vai. trasmissione si ascolta nei peggiori bar di Caracas e adesso lo confermiamo. Ed no? effettivamente. Effettivamente. Signor Dovete venire a Concetto, Monte mi Brianza, spiace ve le per il faccio vedere reddito, io, ma verrà infatti, tolto. La terza cosa che devo dirle, se lei vuole qualcosa di più, vada a lavorare, è molto semplice la Cioè, lei non ha cosa. mai preso in considerazione l'idea di andare a lavorare, signor Concetto? Ma io ho delle limitazioni, nel senso, vi spiego. sentiamo. Allora, se a me mi sveglia la sveglia per andare a lavorare, io passo una giornata malamente e quindi come faccio a lavorare? Sì, lo Mettetevi so, nei miei però... panni. Anche il mio bambino è in difficoltà, per lo stesso problema, siamo una famiglia Ma disagiata. il suo bambino mandi- ha 35 anni, mi mandi un scusi. po' di curriculum Potrebbe in giro, andare a magari. lavorare anche Ma lui. cosa deve fare? Povera creatura, papà, cosa No! deve fare? Cioè, insomma,
Vabbè, abbiamo un'altra ascoltatrice. Vabbè, ringraziamo Grazie, Concetto grazie per il suo per il suo intervento, contributo. insomma. Pronto? Ecco, pronto? Niente, è andato. È caduta. Scandalizzati dal Ma signor no, ma Concetto. allora potevamo rimanere ancora un po' di più col signor Concetto. Ma veramente, Posso dire che era un concetto poco chiaro questo, perché Gazza, non si può sentire questo. Dai, adesso obiettivamente non mi sembrava una persona molto... Vabbè, bene, ma secondo me scherzava, dai. penso, spero proprio di sì. Soprattutto sul fatto che venisse da Bolzano, sarebbe scandaloso, sarebbe scandaloso, non si può assolutamente, sentire. assolutamente, sarebbe scandaloso. Però possiamo approfittare A proposito di signor Concetto, per parlare di un tema importante. Assolutamente Perché sì. il signor Concetto, che evidentemente non veniva da Bolzano e parlava di radio di... Abbiamo ancora l'ascoltatrice di prima, va bene, prego, buonasera. Pronto? Buonasera a tutti, sono Lisetta. Buonasera Lisetta. Allora, io parlo di una cosa un po' più seria. Prego. Allora, qua tra femminicidi e incidenti stradali dei giovani la cosa si fa grave. Ad esempio, l'altro giorno 3 giovani ancora sono morti a Portogruaro per incidenti stradali e adesso voglio ricomporre questa cronaca, perché morire ragazzi in maniera così stupida non lo ha evitato un vecchio, lo ha pianto sommessamente una ragazza di soli 16 anni, compagna di una delle 3 vittime di se stessi nella notte veneta, una corsa in auto, uno schianto e la morte. Allora, non incolpate ancora una volta il disagio giovanile. Apparentemente, secondo me, non erano disagiati questi ragazzi che si sono volutamente lanciati in una sfida, sempre secondo me, oltre ogni ragionevole velocità. Allora, vogliono farsi del male in molti, quasi allegramente. L'informazione sulla salute si fa capillare nella scuola e sui giornali. Poi a sera una parte dei ragazzi entra nei giochi di morte, così li chiamo io, così senza motivo, come se ogni gesto fosse virtuale, come se fosse possibile dopo il disastro rialzarsi e ricominciare. Bisogna capire, ragazzi, perché la comunicazione adulta non riesce a trasferire ai giovani una cultura della vita. Morire così stupidamente, dice una ragazza. La stupidità, secondo me, è uno stile, è una sorta di tran tran che i ragazzi subiscono. Guardiamoci intorno, la farina della stupidità ha un mercato molto vasto, incessante e infatti il lancio di nuovi prodotti. I giovani che non sono stupidi, e lo voglio sottolineare, spesso rispondono all'offerta, grazie, no. Purtroppo però qualche volta annoiati decidono di assaggiare. Tutto qua, vi saluto e una buona ragione, a voi, grazie per il suo contributo. Grazie per aver chiamato un'altra volta, anzi la signora Lisetta l'avevamo già sentita altre volte, grazie per tutti gli interventi che fa. Bellissima testimonianza. Bellissima testimonianza, stavolta è un argomento serio su cui bisogna porre attenzione, perché veramente vediamo nelle strade, soprattutto di notte, soprattutto in periferia, robe veramente assurde, sabato sera soprattutto, indegne di un paese civile. Ecco. Assolutamente sì, assolutamente sì. Torniamo un attimo al problema che stavamo affrontando prima. Certo. No? Cosa dice? Allora, sono usciti dei dati ultimamente che per quanto riguarda, stavamo sempre dicendo, l'accento di Bolzano, fanno un po' arrabbiare. Fanno un po' arrabbiare anche in merito a quello di cui parla sempre la nostra classe politica, che, con tutto il rispetto, spesso sembra che si occupi un po' troppo di pensioni e un po' troppo poco di crescita del paese, crescita della produttività e del lavoro e dello sviluppo economico del paese. Allora, ultimi dati alla mano, mezza Italia ha ufficialmente più pensionati che lavoratori. Regioni con prevalenza di lavoratori sono bene o male le regioni del centro-nord, ma non solo, perché le regioni con prevalenza di pensionati sono, come facilmente intuibili, tutte le regioni del sud, ma anche, ne parlavamo prima, la Liguria, stranamente. Situazione al sud, 7,2 milioni di pensionati, 6,1 milioni di lavoratori in regola. Ci teniamo a specificarlo. Ovvero, in molte regioni d'Italia
il numero di persone che lavora è stato superato non di poco, di 1 milione di persone, dal numero di persone in pensione. Le pensioni pesano già per il 16% del PIL e i contributi versati ogni mese dai lavoratori non bastano. Non bastano perché con il crollo demografico e con l'aumento dell'età sempre di più si arriverà a un punto in cui i lavoratori di oggi non basteranno per pagare le pensioni di quelli di ieri. Quindi io mi chiedo, in un periodo veramente complicato, sia a livello sociale che a livello di conti pubblici, di mantenimento dello Stato, è opportuno da parte della nostra classe politica occuparsi più di far mandare anticipatamente in pensione la gente invece che di garantire un futuro ai giovani? Mi chiedo questo. Perché, scusa un secondo, perché lavorare un anno in più, certo, è stancante, ma magari a una persona che già lavora da 35 anni, magari anche di più, 40 anni non gli cambia non gli cambia tanto. Beh, insomma, Il non avere dipende un ho attimo anche capito, dal ma tipo il di non lavoro, avere un futuro, il non avere un futuro per noi Dipende- ragazzi, che la pensione non la vedremo mai, o se la vedremo a 75 anni, capisci che è ben più grave che far lavorare un anno in più la gente. Beh, un anno in più però dipende dal lavoro che fai, perché se vai a fare Certo, l'operaio, vai a fare, ma certo. anche solo vai a fare il medico e sei stanco comunque di fai fatica a reggere la sala operatoria, fai fatica a fare interventi, così come in qualsiasi altro lavoro, un anno in più è tanto. Sì, ma Io penso qua che è 1 milione di persone di differenza, capisci Sì, che sì, non ma stiamo per carità, parlando per soltanto carità. dei lavoratori fragili. Però, Ecco. però ci sono molti lavori che sono faticosi e farli a 70 anni obiettivamente è difficile Ma per li tutti. faremo noi a Appunto, 70 li anni. faremo noi. Li faremo noi. L'altro È solo il fatto di rimandare il problema. l'altro problema è appunto che poi ci sono i giovani che magari entrano tardi nel mondo del lavoro, anche dovuto a un sistema scolastico secondo me ancora sbagliato e troppo Pessimo, indietro, è pessimo. che non inserisce al meglio i giovani nel mondo del lavoro, anche se si sta lavorando in questo senso, però penso che si debba trovare una soluzione. Come? È difficile, perché non è così semplice Sicuramente dire non proponendo continuamente nuove ma pensioni non puoi, anticipate. Esatto. non puoi neanche fare proposte così campate per aria dove dici voi lavorate un anno in più, tanto non vi cambia nulla. Ma Voi o lo entrate fanno loro subito. o lo facciamo noi. Quindi penso che la questione sia anche un po' più complessa da affrontare in 2 minuti che ci Certo. avanzano. Ma io se Però posso dire una cosa, Certo, perché Gaz. legato al costo della vita c'è una proposta di legge presentata da Romeo, il capogruppo della Lega al Senato, che è quella di sostanzialmente adeguarli in base al territorio, no? In Lombardia, ad esempio, dove la vita costa di più rispetto che in altre regioni come la Calabria, c'è questa proposta di legge che, secondo vari studi che sono stati fatti, porterebbe ad adeguare gli stipendi fissi e anche accessori al costo della vita regionale o comunque locale. Sarà d'accordo. Stranamente. No, e comunque tanto con tanto di studi, no, specifici che si entra nel dettaglio, è una proposta interessante che potrebbe in un certo senso anche avvantaggiare sia la parte dei giovani che entra nel mondo del lavoro, che quindi hanno più possibilità di costruirsi una famiglia, di crearsi un futuro, ma anche quelli sicuramente più anziani che devono andare in pensione. Speriamo venga presa in considerazione, perché io lo dico da giovane, ma parlo a nome anche di tutti i giovani del nostro paese. Cioè, io sono molto preoccupato dalle politiche che stanno facendo i partiti di Roma su questa emergenza, perché a quanto pare non gli interessa di noi giovani, non vogliono garantirci un futuro stabile, nemmeno una pensione che chi ce la pagherà, ma non lo so. E questo è il problema, ma soprattutto il problema principale è questa forte disparità territoriale. Ora abbiamo visto, a parte la Liguria, tutto il nord ha più lavoratori che pensionati, il sud invece l'opposto. In regola, lavoratori in regola. Ma perché, scusa, al sud non ho mai avuto lavoratori in regola, mai lavorato? No, assolutamente no. No, però comunque si scherza, quindi davvero mi no, rivolgo alla nostra classe, cioè, devo dire svegliatevi. che in un anno di governo di centrodestra, comunque grazie alla Lega, sono stati introdotti molti incentivi per assumere i giovani nel mondo del lavoro, quindi è chiaro che è un lavoro che Non rispondo a questo.
è un lavoro che comunque si sta portando avanti, però si sta Si facendo. potrebbe, In si un anno dovrebbe non fare si di può più, fare siamo già miracoli. fuori tempo massimo, ragazzi. Benissimo. Bene così. Vi ringraziamo per Ci averci vediamo seguito anche questa lunedì settimana prossimo, con l'ultima sempre puntata con l'ultima dell'anno. puntata dell'anno con delle sorprese. Ringraziamo Ci il saranno delle pazzo Marco sorprese. Fertonani per essere stato qui. Grazie a voi per avermi invitati, grazie. Prima e ultima volta, Prima e visto che ultima saremo volta. querelati da mezzo Saremo mondo. querelati, ringrazio Radio Libertà e niente. A Ciao a settimana tutti. prossima e viva i piedi. Avete ascoltato I Barbari Eleganti.